Lascio la parola adesso a Gianluca Busato, che è qui originario di Dosson di Casier, è il prossimo candidato, anzi è candidato, proprio notizia di questa settimana, come sindaco per Silea, per le prossime amministrative a Silea. Bravo Dani. Quindi lascio la parola a Gianluca Busato. Grazie, e mi invece domando un applauso per Alessia Bellone, oltre che tutti gli altri relatori. Anche stasera, anche a Preganziolo, a distanza di un'altra settimana, siamo altre 200 persone che viene ad ascoltare un progetto politico. Mi non mi stancherò mai di ripeterlo, che questo oggi sia un autentico miracolo. A ben vedere non sia un miracolo, come chi ha detto chi che me ne facevo, ma sia semplicemente una presa di coscienza e un'assunzione di responsabilità che come veneti ci stiamo togliendo. Vale a dire che nel momento in cui emerge un progetto politico concreto, i veneti rispondono. Mi dicevo la settimana scorsa a Scorzè che nella politica veneta è nata una stella. Questa stella si chiama Veneto Stato. Questa stella sta finalmente illuminando il firmamento della politica veneta, che a dire il vero già era un po' buio negli ultimi tempi. Il nostro obiettivo, sapete bene, è riassunto nelle due parole del nostro partito. E sapete bene che il percorso che stiamo portando avanti, oltre che essere un percorso politico, democratico e legale e pacifico, è anche un percorso assolutamente naturale. Mi uso sempre questo aggettivo per descrivere quello che è in realtà un fenomeno fluido, naturale, che stiamo vivendo giorno per giorno, e che sia una naturale conseguenza della gravissima situazione di crisi che ne attanaglia nel quotidiano in tutte le nostre attività. Allora, che noi altri siamo giovani studenti, che noi altri siamo giovani lavoratori o disoccupati, che noi altri siamo imprenditori, che noi altri siamo pensionati, che noi altri siamo impiegati, qualsiasi roba che noi altri facciamo nella vita, non vi sia una persona, non vi sia nessuno che possa dire che in questo momento si stia vivendo in una situazione positiva. Eppure, a ben vedere, questa che è una situazione di grave preoccupazione, che non ne esclude nessuno, è una situazione che viviamo qua. Perché vi dico sempre che se noi altri abbiamo l'auto, la nostra macchina, adesso che c'è il nuovo casello qua a Preganziolo, il passante, e facciamo 2 ore di autostrada e andiamo da che parte, noi altri arriviamo in un ambito in cui non si vive questa stessa situazione grave di estrema preoccupazione e quasi di fine di ogni speranza all'interno di questo Stato. Se noi altri andiamo in 2 stati piccoli e che rispettino i suoi cittadini, che se qua ai nostri confini, che se la Slovenia e l'Austria, noi altri ci rendiamo conto che la situazione là è profondamente diversa. Eppure, non mi stancherò mai di ripeterlo, e anche stasera voglio dirlo, gli sloveni e gli austriaci non ha 4 gambe, non ha 4 bracci, non ha 2 teste. Gli sloveni e gli austriaci sono come noi altri veneti. Anzi, probabilmente il problema è proprio quello che noi altri veneti fin adesso che abbiamo fatto massa, che abbiamo lavorato massa, che abbiamo fatto massa nero, che abbiamo lavorato massa ore, e per il nostro senso estremo di responsabilità se abbiamo illuso, e che abbiamo illuso tutti quanti, che potessimo tenere in piedi questa gabbia istituzionale smarsa e fallita che si è ben distesa sul letto di morte che si chiama Stato italiano. Ecco perché
in questo momento noi altri veneti, prima a Canizzano, dopo a Lesana, dopo a Scorsè, e continueremo paese per paese in modo inesorabile, stiamo impedendo le sale e stiamo avendo grossissimi problemi organizzativi perché non troviamo strutture in grado di accoglierne. Allora capi bene che il prossimo passaggio è impedire e piasse. E il prossimo passaggio è non portare 200, 300, 400 persone nelle sale, perché lo stiamo già facendo di settimana in settimana. Il prossimo passaggio finalmente è portare i veneti in piazza di fronte a un progetto politico concreto per la propria indipendenza, per la propria completa indipendenza politica. Non starò qua più di tanto a spiegarvi i vantaggi, però voglio darvi qualche veloce spunto giuridico perché se necessario, perché noi altri saremo come veneti che non faremo nessun passaggio se questo non è un passaggio perfettamente legale. Noi abbiamo questa consapevolezza che non faremo salti nel buio, e allora dobbiamo sapere, fare coscienza del fatto che esistono delle leggi nello Stato italiano che sancisce l'assoluta legalità del percorso che portiamo avanti, che è la legge 881 del 77, che è la ratifica del Trattato internazionale di New York, che sancisce in modo inequivocabile l'inalienabile diritto per tutti i popoli di decidere del proprio destino, ovvero sia sancisce per tutti i popoli il diritto alla propria autodeterminazione politica. Questo si sta ratificando dall'Italia come norma di diritto internazionale, che dopo l'avvocato Molosin ne spiegherà con maggior dettaglio, con più approfondimento di quello che vi dico qui. E questa norma di diritto internazionale, che ha una valenza superiore a qualsiasi ordine di leggi dello Stato, compresa la Costituzione, questa norma si rafforza ancora di più se noi anche pensiamo che l'articolo 2 della legge 340 del 71, che è la ratifica dello Statuto del Veneto, che è in fase di approvazione definitiva con l'approvazione della seconda lettura e la rinuncia da parte del governo italiano a impugnarlo, ma che non cambia nella sostanza l'articolo 2, che sancisce il diritto del popolo veneto all'autogoverno nelle forme e nei modi rispondenti alla propria tradizione, alla propria storia, alla propria cultura, del popolo veneto, citato dalla legge. Questo è un unicum, quindi a maggior ragione, se ogni popolo ha diritto all'autodeterminazione, a maggior ragione quel popolo che trova una propria definizione giuridica nelle leggi, che se il popolo veneto lo può fare. E però questo già era possibile ormai da più da 30 anni, da quasi 40 anni per certi aspetti, ma fino a pochi anni fa, pensate, pur possibile, non potevano dirlo. E se oggi siamo qua, e se oggi è nato Veneto Stato, e se oggi Veneto Stato si sta ingrandendo e sta diventando sempre più da palla di neve a valanga inesorabile per la politica veneta, è perché dal 2006 noi altri potremo dire queste cose pubblicamente senza avere timore che, come ne ricordava Vittorio Milani, che ringrazio, per cui chiedo un applauso, senza che nessuno possa dirne niente a livello legale e giuridico. Quindi con la legge 85 del 2006 si era concluso quel trittico di leggi che in un qualche modo fa da piattaforma giuridica per il nostro percorso. E dopo venivano gli altri, ma attenzione che noi altri veneti non siamo i primi e non saremo gli ultimi a conquistare la nostra indipendenza, perché si inserimmo in quella che è una tendenza naturale che sta coinvolgendo tutto il mondo. Allora, se c'è un grave difetto dal quale in un qualche modo dobbiamo scroiarsi di dosso, scorando le spalle dobbiamo cavarsi di dosso, questo difetto che ne va a portare l'Italia è il provincialismo, cioè se pensare che il mondo finisca con i confini dell'Italia. No, il mondo va avanti. Il mondo sta andando avanti in modo inesorabile, e non da oggi, da decenni.
È un processo che si è partito all'inizio del Novecento dalla Scandinavia, con la costituzione della Finlandia e della Norvegia indipendenti, e si continua negli anni 30 con l'emancipazione degli stati che facevano parte del Commonwealth, dell'impero britannico, quindi con la costituzione dell'Australia, della Nuova Zelanda e dopo dell'India, e si continua dopo tra la prima e la seconda guerra mondiale e subito dopo la seconda guerra mondiale con la costituzione degli stati indipendenti che seguiva la fase post-coloniale in molte parti del mondo, e venendo a noi altri, venendo all'Europa, ha visto 20 anni fa la costituzione di tantissimi nuovi stati indipendenti nell'Europa orientale con il crollo del sistema sovietico. Ebbene, oggi sto vento di indipendenza finalmente arriva anche da noi altri, finalmente arriva nell'Europa occidentale e finalmente comincia dalla Scozia, dalla Catalogna e dal Veneto, dove, che ricordiamoci, è il 53,3% degli elettori che ha dichiarato di essere favorevole al votare l'indipendenza del Veneto Stato. Allora mi domando questo stasera: di far vostro quel senso di responsabilità, di prendere atto che non esiste alternative, di prendere atto che questo percorso è semplice, perché basta che dovremo solo che noi altri e non dovremo domandare il permesso a nessuno, di dare forza, ancora più forza a Veneto Stato, e nessuno escluso, di passare al banchetto per fuori e di iscriverli tutti in massa a questo progetto politico, di portare avanti da domani, di non lasciare occasione, di non perdere occasione, di far sapere a tutti quelli con cui lavorare, con cui studiare, con cui avere a che fare in famiglia o nelle amicizie o in qualsiasi ambito, che esiste finalmente un progetto politico concreto per la completa indipendenza del Veneto. E se non vuoi farlo per voi altri, pensate di farlo per chi che sta attorno. Non sta a essere egoisti e pensare solo a te stessi, ma pensate ai vostri fiori, pensate ai vostri vecchi, pensate a tutte quelle persone che senza una vostra assunzione di responsabilità resta legale a questa palla al piede da cui ha tutto il diritto di liberarsi. Allora, vi ringrazio, vi do appuntamento alle prossime riunioni, lascio lo spazio agli altri relatori e vi domando tutti insieme di fare un applauso al Veneto Stato indipendente.